Buon pomeriggio, ben trovati. Un ennesimo appuntamento con il nostro Sicilia 24 Focus, che oggi si occupa di una parola che forse è stata tra le più usate, le più ricercate negli ultimi anni. Probabilmente i motori di ricerca avranno avuto anche una pausa, no, in questi ultimi mesi, ma adesso ritorniamo a digitare la parola Covid, perché il Covid ritorna ad affacciarsi in modo piuttosto prepotente, nel senso che registriamo un incremento dei contagi. Ma ad incremento dei contagi che cosa corrisponde? Quale modo di rapportarsi con l'essere nuovamente positivi al Covid? Quali pericoli di queste nuove varianti? Quali vaccini che stanno per affacciarsi al nostro orizzonte, e chi sarà utile pratichi questi vaccini? Insomma, cercheremo di dare risposte, ovviamente non la sottoscritta, ma certamente i miei ospiti. Saluto in studio con me il professore Filippo Drago, buon pomeriggio e ben ritrovato, professore ordinario di farmacologia all'Università di Catania, farmacologo di chiara fama. Buon pomeriggio anche ad Antonio Cascio, che ritrovo perché insomma riparliamo di Covid, ritrovo le persone che ci hanno seguito per tanto tempo, che ci hanno dato come dire, delle informazioni molto importanti. Il professore, lo ricordiamo, è direttore di malattie infettive al Policlinico di Palermo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un saluto a tutti e un saluto all'amico Filippo. Allora, cominciamo da qua. Noi parliamo di nuovo di Covid e naturalmente parliamo di nuove varianti. Per tanto tempo abbiamo raccontato, no, l'avvicendarsi delle varianti, e adesso se ne affaccia una in particolare che noi abbiamo probabilmente semplificato chiamandola Eris, però non è proprio quella, professore Cascio. Sì, ma poco importa sapere il nome preciso, d'altra parte circolano diverse varianti e sottovarianti, e fra l'altro non abbiamo certezza quando qualcuno si contagia che il ceppo venga tipizzato, anzi non vengono tipizzati tutti, e fra l'altro il risultato dei sequenziamenti è arrivato tante volte tardivamente, quindi in effetti non sappiamo con esattezza quale variante, sottovariante ci ha contagiato il nostro paziente. Però questo poco importa, sono una serie di varianti, di cui Eris al momento è quella più rappresentata, che riescono ad evadere le difese immunitarie che abbiamo sviluppato con le precedenti vaccinazioni e con le precedenti infezioni sintomatiche o asintomatiche. Quindi diciamo che nel nostro sangue non ci sono più anticorpi che funzionano molto bene neutralizzanti nei confronti di questi nuovi virus, di queste nuove varianti circolanti, e siamo più soggetti a contagiarci. Tra l'altro questi virus hanno una maggiore affinità per il recettore ACE2, quindi il recettore del virus, e quindi hanno una maggiore infettività, ma questo non significa che sono più cattivi, perché poi fortunatamente alla fine non provocano una malattia più grave rispetto ai virus che circolavano prima. Allora, è chiaro, questo il concetto è chiaro. Allora, professore Drago, lei ha un'idea precisa, no, di quello che è stata un po' l'evoluzione di questa ennesima ondata di Covid, perché d'altra parte il mondo della farmacologia si muove dietro quelli che sono appunto anche gli episodi importanti. È un episodio importante nuovamente, no? Il suo grafico, che descriviamo a parole, mostra proprio un incremento in queste ultime settimane. Sì, dell'incremento ha parlato anche il ministro Schillaci. È un quadro che vale la pena di attenzionare, non è un quadro preoccupante. I numeri, tuttavia, noi abbiamo anche l'obbligo di valutare la tendenza di certi fenomeni. E allora il problema è che nel giugno del 2023, nel novembre del 2022 noi registravamo ogni settimana circa 300.000 nuovi casi. Nel giugno del 2023 siamo arrivati al minimo, cioè circa 3.000 casi la settimana. Oggi, settembre
2023 questi casi sono decuplicati, cioè si è passati a circa 30.000 casi la settimana. Ora, come diceva il collega, questo non vuol dire che tuttavia la malattia è, diciamo, più grave, nel senso che questi casi sono accertati, ma non sono casi gravi come quelli che riscontravamo l'anno scorso ancora a novembre. Sono casi positivi che si sono resi positivi mediante un tampone. Raramente sono casi che hanno dovuto essere trattati in ospedale, insomma. Ecco, quindi questo è il quadro. Ecco, oggi tra l'altro le agenzie hanno battuto le dichiarazioni di Cartabellotta, che naturalmente leghiamo ovviamente alla fondazione GIMB. I numeri parlano di, appunto, come ha detto il professore, di una impennata. Non ci sono invece numeri di rilievo per quello che riguarda le terapie intensive, ma si comincia ad andare in ospedale, cioè le persone appunto più probabilmente fragili, le persone ultra ottantenni cominciano ad essere ricoverati per delle conseguenze da Covid. È così, professore Cascio, cioè i reparti stanno cominciando a riaprire appunto a pazienti che hanno delle problematiche legate al Covid? Sì, purtroppo io ho sentito male la domanda perché... Se in ospedale ci sono dei ricoverati, se nei reparti, diciamo, non nei reparti di intensiva. E allora, diciamo che il numero delle persone positive negli ospedali sta aumentando, sia eventualmente nelle bolle, e capita pure che persone ricoverate in ospedale per altri motivi si ritrovano contagiate col virus, verosimilmente da familiari, quindi l'attenzione deve essere un po' più alta, verosimilmente. Fondamentalmente il virus non è, abbiamo detto, più cattivo, però quando colpisce una persona fragile, una persona che ha tante altre patologie, magari una persona che deve subire un intervento chirurgico, delle manovre invasive, il fatto di essere positivo al virus può comportare il fatto che questa persona abbia dei ritardi nelle sue procedure, insomma, che avrebbe dovuto fare nei giorni successivi. Ecco. E questo, certo. questa non è colpa di nessuno, ma giustamente sono anche delle cautele che vengono poste in essere nei confronti del paziente, perché magari si dice sì, questo paziente è positivo al Covid e allora questa manovra potrebbe essere pericolosa per lui, quindi aspettiamo che guarisce, quindi non è la paura dei colleghi, quindi non voglio dire che i ritardi sono dovuti alla paura del virus. Fortunatamente ormai, diciamo, tutti i medici, non dico che non hanno più paura, non se ne frega, però dico non c'è più questa sensazione, insomma, che sia dall'inizio dell'epidemia, però obiettivamente ci può essere una... pure questo virus può avere, diciamo, delle complicanze. Okay. Per tanti motivi. Allora, questa riflessione però porta ineluttabilmente alla riconsiderazione di quello che è l'atteggiamento comune rispetto al virus, e cioè non fa più paura, non crea più disagi. Allora, se ci sentiamo male, siamo raffreddati, ci fa male la gola, abbiamo la tosse, abbiamo dei sintomi, diciamo, simili, influenzali, in altri tempi saremmo corsi a fare un tampone. Oggi il tampone non viene più considerato come qualcosa di immediato come pensiero. Forse nell'ottica del fare male a qualcuno di fragile dovremmo ritornare forse a praticare il tampone. Di che opinione siete, professore Drago? Ma come si diceva in tempi ormai passati, il Covid è diventato un nostro coinquilino, diciamo, che è un po' come altre patologie che convivono con il nostro vivere quotidiano. Però è chiaro che il Covid può, in casi particolari, soprattutto nei soggetti fragili, si diceva appunto prima, soggetti anziani, fragili, donne gravide,
può determinare situazioni patologiche piuttosto preoccupanti. Quindi il ricorso al tampone, mio Dio, il tampone non è invasivo, costa 2 lire, insomma, perché non farlo? Anzi, direi che è proprio suggerito ricorrere al tampone per determinare la positività di un caso, per evitare che il caso sia poi motivo di diffusione della malattia. E quindi, insomma, perché non farlo? Professore Cascio, lei è della medesima opinione? Sì, io ritengo che le persone che hanno sintomi influenzali dovrebbero starsene a casa possibilmente o lontano dalle altre persone, soprattutto se queste persone sono anziane e fragili. Ecco, questa è una raccomandazione che dobbiamo dare, una raccomandazione. Poi, a maggior ragione, se io dovessi avere in casa una persona anziana e fragile, io dovessi avere sintomi influenzali, mi farei il tampone proprio per essere ulteriormente attento nei confronti di questa persona. Okay. Quindi, ma c'è da dire un'altra cosa, ora c'è il vaccino che sarà disponibile fra poco, il nuovo vaccino aggiornato, quindi tutte le persone anziane e fragili è giusto che si vaccinino, e più sono anziani, più sono fragili, più si deve vaccinare prima. Perfetto, allora leggo subito un messaggio, no? Perché voglio dire, i nostri telespettatori sono fondamentali in questo nostro spazio. Allora, una signora credo che sia, non si firma, come fate a stabilire e parlare di questi numeri quando non c'è più obbligo di tampone nel modo di dichiararsi? Io sono a casa con il Covid ma nessuno sa nulla se non il mio medico curante. Ed eccolo qua, veniamo a quello che è il fatto del momento. Ha ragione, assolutamente ragione la persona che ci scrive, non c'è più l'obbligo, non bisogna dichiararsi, lo sa il mio medico di base, quindi i numeri sono sottostimati. Sì, purtroppo la nostra telespettatrice ha ragione. I dati che io riferivo sono dati del Ministero della Salute, sono dati pubblici, riscontrabili sul sito del Ministero, ma sono certamente sottostimati, perché appunto non essendoci l'obbligo della dichiarazione dello stato di malattia, è chiaro che molte persone non vengono valutate, molti casi positivi non vengono valutati. Sì, è assolutamente così, insomma, sottostimati in questo senso. Quindi, allora, il consiglio è, mi sembra chiaro, se sentite, avete dei sintomi, se siete magari vicini a persone più fragili, fare un tampone male non fa, voglio dire, nessuno vi obbliga a un comportamento, il comportamento diventa poi un fatto personale, no? Di coscienza personale, ma anche di tutela, perché certo, se si hanno dei sintomi magari, insomma, stiamo a casa, ci sentiamo poi meglio, certo, no? È assolutamente così. Fa riferimento alla buona volontà di ciascuno. Fa riferimento, allora facciamo un'altra domanda e poi ci fermiamo e subito dopo entriamo proprio nel discorso vaccini, che è, come dire, tra l'altro se ne ha parlato il Ministro, si è parlato anche della possibilità di cambiare il comportamento con per quello che riguarda appunto gli allievi a scuola, quindi le scuole, ma questa è un'altra pagina. Allora vi leggo, non trovavo il messaggio, se è capito, va bene. Allora, buongiorno. Allora, un attimo, ce n'è un altro. Ecco qua. Allora, ho fatto 4 dosi di vaccino, di cui 3 Moderna e una Pfizer. Desidero sapere se devo fare il nuovo vaccino. Ho 64 anni e non sono un soggetto a rischio. Grazie mille. Non essere un soggetto a rischio probabilmente che non rientra tra gli ultraottantenni, le persone fragili, quindi è una persona probabilmente, no, che ha fatto i suoi vaccini. I 2 vaccini, uno già approvato da AIFA, l'altro approvato probabilmente nel corso del mese di settembre, perché è stato varato da EMA proprio qualche giorno fa, il 14 settembre. Sono ambedue, uno è il Comirnaty Pfizer, l'altro è lo Spikevax di Moderna, sono ambedue indicati nei soggetti di età superiore ai 60 anni e nei soggetti con patologia, oltre che nelle donne gravide. Ecco, allora è chiaro che
il fatto di avere più di 60 anni è già un elemento, una condizione che indica l'uso l'assunzione del vaccino. Il vaccino comunque va assunto almeno 3 mesi dopo l'evento, o una malattia, quindi un Covid conclamato, oppure l'ultima dose del vaccino, di uno dei 2 vaccini, ambedue RNA. Quindi questa è la disposizione dell'agenzia regolatoria. Allora, ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco, arrivano tante altre domande, cercheremo di capire appunto le ipotesi, le possibilità verso le quali ci stiamo dirigendo in questa nuova stagione, e soprattutto cercheremo di capire poi anche il discorso del vaccino influenzale, anti-influenzale, il vaccino Covid, se potranno andare di pari passo. Questo è un altro grande tema. Ci fermiamo. Torniamo tra poco. Seconda parte del nostro focus di oggi, tutto dedicato al ritorno del Covid. Stavamo leggendo qualcuna delle domande che stanno arrivando al nostro numero, al 342 745 5005. Allora, professore Cascio, le faccio questa domanda. Noi, scrivono 2 telespettatori, lo abbiamo contratto a Londra e solo per pignoleria di mia moglie ci siamo resi conto di avere contratto Eris e di conseguenza abbiamo adottato le giuste misure. Però scrivono, la nuova variante subdola per il tipo di sintomi blandi che provoca. Ecco, è una variante subdola. Che sintomi provoca? Allora, potrebbe anche non provocarne, quindi sono magari tante persone che si sono contagiate e non hanno avuto alcun sintomo e quindi non ce lo possono raccontare. E comunque c'è una grande variabilità. Giusto quello che hanno detto queste persone, però possono esserci pure, di fatto ci sono, purtroppo sono pochissime, per fortuna, persone che continuano ad arrivare in ospedale con la polmonite da Covid, quindi non lo dobbiamo prendere sotto gamba. Nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi sono assolutamente lievi, minori, certe volte non ci sono proprio, e in rari casi. Però questi rari casi, nei grandi numeri, se i casi dovessero aumentare potrebbero non essere più così rari, possono invece provocare dei sintomi più importanti che necessitano il ricovero in ospedale. E quindi tutte le persone giovani e forti stiano assolutamente serene, insomma quelle più anziane e più fragili stiano più attenti. Ecco, allora io vi lancio subito quella che è stata una delle tematiche di questi giorni, sollevata appunto dal Ministro della Salute, ma ci sono state anche delle invettive di altri medici, altri scienziati. Qualcuno dice il governo si deve muovere perché sarà un problema anche per le scuole. Ecco, vi giro proprio questa cosa. I giovani e forti ragazzi delle nostre scuole si preparano a un inverno possibile nuovamente con le mascherine, secondo voi? E in questo caso sarebbe legittimo? Professore Drago, e Cascio a seguire. Ma io penso che una previsione del genere sia direi infondata, quantomeno esagerata. Non ci sono motivi di preoccupazione in Italia, non ne provengono da altri paesi, nessun paese si sta preparando ad una eventualità del genere. Ricordiamoci sempre che il fenomeno Covid ci ha insegnato anche quanto sia universale, direi, una pandemia, un fenomeno pandemico, quindi anche gli altri paesi vanno visti come diciamo, riferimento per certe scelte politiche in ambito sanitario, quindi direi che è una previsione molto pessimistica. Pessimistica, ma anche probabilmente lontana. Professore Cascio, lei che ne pensa? Sì, lo penso pure io assolutamente non sono favorevole a raccomandare le mascherine a scuola. È chiaro che se in classe dovesse esserci un insegnante più o meno anziana o più o meno fragile per tante comorbidità che può avere, magari assume farmaci immunosoppressivi o altre condizioni patologiche, magari questa persona sarebbe giusto che indossi la mascherina, dico, là potrebbe essere, ma a parte il fatto che questa persona dovrà essere la prima a vaccinarsi. Ecco. Perché comunque questa persona potrà contrarre
virus in classe, ma al supermercato, un po' ovunque, quindi è inutile dire mettiamo le mascherine a tutti i ragazzi, che è una perdita di tempo, poi tra l'altro sappiamo come se le tolgono quando fanno la migrazione, quando sono con gli amici, è assolutamente stupido è inutile. questa raccomandazione delle mascherine in classe. Super. Al contrario, per essere forte, la raccomandazione pro vaccino degli insegnanti che dovessero avere delle fragilità, o gli anziani, o anche dei ragazzi, che purtroppo capita che sono dei ragazzi che hanno delle patologie per le quali anche per loro il vaccino è molto raccomandato. Diciamo che il vaccino non è che non è raccomandato per gli altri, però è giusto risparmiarlo e da quelle persone che ne hanno più bisogno. Allora, Poi, tutte le persone che dovessero ritenere a torto o a ragione di essere fragili e vogliono vaccinarsi, che ben venga si vaccinino senza problemi. allora, che il vaccino sia raccomandato da qualche parte, io vorrei delle indicazioni, perché allora io ho letto che le raccomandazioni riguardano fragili, ultra sessantenni, donne in gravidanza e operatori sanitari. È corrispondente a verità? C'è una raccomandazione di massima, come sempre non c'è un obbligo, perché noi non siamo nell'obbligo. Sono le indicazioni preliminari emanate dal Ministero della Salute che appunto suggeriscono, raccomandano più che suggeriscono l'assunzione del vaccino proprio in queste categorie: soggetti fragili, portatori di alcune malattie. C'è un elenco dettagliato di malattie che rendono questi individui appunto fragili, soggetti di età superiore ai 60 anni, donne in gravidanza, qualsiasi periodo della gravidanza, non solo diciamo in fase terminale, e appunto gli operatori sanitari. Ecco, queste sono le categorie che andranno vaccinate con probabilmente 2 vaccini equivalenti. Questo Spikevax e Comirnaty sono praticamente vaccini equivalenti dal punto di vista dell'efficacia e della tollerabilità, non c'è sostanzialmente differenza, ambedue disponibili nell'immediato. Ora c'è da ricordare che per volontà anche del Ministero probabilmente si potrà assumere il vaccino anti-Covid insieme con quello anti-influenzale. Ecco, quindi questo è un dato importante che va ricordato, perché il vaccino anti-influenzale per molti motivi anche psicologici non ha avuto mai difficoltà ad essere, come dire, a permeare. Esatto, a permeare, mentre quello Covid ha avuto difficoltà. Sì, allora ha avuto difficoltà, professore, guardi, perché allora io le leggo questo messaggio al quale insomma questa domanda abbiamo anche un po' risposto, perché la signora ci scrive chi ha fatto 3 o 4 vaccini e non ha patologie deve fare anche questo o no? Il deve non esiste, il deve è una parola che non esiste, i nostri ospiti hanno risposto perfettamente, questo è un vaccino che si può assumere volontariamente. Poi ci sono dei consigli: non avete patologie, non dovete, ma neanche se ne aveste dovreste, perché il deve non c'è. E poi in coda al messaggio: è meglio salvaguardare la nostra salute e non intossicarci ulteriormente con nuovi vaccini. Emerge su questa cosa la tematica del timore e i miei ospiti sorridono, professore. Ma sì, questo credo che sia un concetto diffuso che è nato proprio in coincidenza con l'epoca storica del Covid-19. Io ho seguito molte campagne vaccinali in Sicilia e devo dire che nessuna precedente, quella del Covid-19, ha avuto questa difficoltà ad essere accettata dalla popolazione. Per molti motivi storici, psicologici, e quindi penso che questo continuerà anche nel futuro. Il Covid è, come dire, marchiato. Sì, ha segnato un'epoca di timore rispetto ai vaccini. Professore Cascio, è così, insomma, sorrideva anche lei. Sì, assolutamente. Purtroppo ci sono tante persone che continuano a essere un po' Novax, diciamo. Noi invece il vaccino è una risorsa assolutamente importante. Io farò
penso verso metà ottobre, fine ottobre, sia il vaccino di influenza che quello del Covid lo farò in un braccio l'uno e in un braccio l'altro, quindi lo stesso giorno, a distanza di 2 minuti farò l'uno e l'altro vaccino. La stessa cosa farò io, seguendo come dire, i suggerimenti di chi ha approvato questi vaccini. Volevo aggiungere che probabilmente ho seguito lo sviluppo di quest'altro nuovo vaccino, probabilmente a fine inverno arriverà un vaccino che sarà contemporaneamente efficace sul Covid e sull'influenza. Però parliamo di dicembre, quindi sì, siamo dicembre, un po'... gennaio, cioè, no, forse più in là, direi febbraio, quindi non più utile per quello che riguarda la campagna vaccinale o quantomeno non così utile come invece i vaccini che andranno diciamo, assunti nel breve, ottobre-novembre, diciamo, ecco. Allora, volevo dire un'altra cosa, ma lo dico insomma a vantaggio anche le persone che ci hanno scritto. No, naturalmente i nostri telespettatori che hanno fatto 3 e 4 vaccini non sono Novax, però magari ecco, era un'osservazione come a dire se non è proprio necessario magari evitiamo, ecco, questo naturalmente dipende dal vostro ma questo, sentire. Se posso vale per qualsiasi farmaco. Certo, non assolutamente, è che vale assolutamente. solo per i vaccini. I farmaci vanno assunti, prima prescritti e assunti quando è assolutamente necessario. Allora, abbiamo, come dire, chiudiamo un attimo il cerchio. Allora, c'è questa ondata, non ci sono da parte delle persone che sentono dei sintomi obblighi a fare tamponi, a comunicazioni, non c'è niente di tutto questo. C'è un virus sicuramente che è tornato, che dà un po' di fastidio, a volte non lo dà. Fare un tampone non costa nulla, alla fine costa poco, pochissimo, sappiamo come siamo messi, ci regoliamo di conseguenza, ma se abbiamo invece dei sintomi e usciamo e andiamo in giro, nessuno ci dice che sei raffreddato perché non ti metti una mascherina, perché non c'è nemmeno l'obbligo di quello. Insomma, la coscienza personale, la morale personale ci porterà a comportarci di conseguenza. Quindi il messaggio è quello, è questo, no? Assolutamente questo. Ricordiamo che se la positività viene determinata in ospedale, il soggetto positivo viene isolato, quindi è chiaro che un'attenzione, una raccomandazione di questo genere va diretta anche a chi non è in ospedale. Ecco, diciamolo meglio però. Allora, prof, quindi se io vado in ospedale e mi ritrovano positiva, in che senso mi isolano? Beh, un soggetto che è già ricoverato, ci sono diversi casi, lo accennava anche il collega, che per contatto con parenti che vengono a trovarlo o altri soggetti ricoverati che hanno per altri motivi ricevuto l'infezione, chiaramente viene isolato, viene trattato come è giusto che sia un soggetto col Covid, quindi viene separato dagli altri. Separato, perfetto. Però questo in linea di massima è un atteggiamento che dovrebbe essere, come dire, traslato anche nella vita domestica. Ecco, un'altra domanda e chiudiamo perché poi arrivano a raffica. Professore Cascio, molte persone che stanno vivendo l'esperienza del Covid a casa, quindi non hanno sintomi particolari, non si negativizzano molto presto. Cioè, ho letto di tante persone che per 17, 18, anche 20 giorni sono ancora positive, pur non avendo, diciamo, dei sintomi particolari. Per coscienza stanno a casa, fanno bene, oppure, diciamo, dopo un certo numero di giorni non si è più in grado di appunto contagiare, quindi insomma liberiamo queste persone da questo scrupolo. Diciamo che più passa il tempo, tanto più si riduce la contagiosità di queste persone. In linea di massima queste lunghe positività colpiscono più facilmente le persone che hanno qualche problema dell'immunità cellulo-mediata, immunità umorale, e qua in ospedale purtroppo tante volte ci capita di assistere a persone appunto che sono positive addirittura per settimane o mesi. Quindi però una persona, diciamo, ormai in questa fase dell'epidemia che sta bene, direi io, non ripeta più il tampone, stia serena, la finisca, a meno che non abbia in casa un
un settantenne, un ottantenne con patologie, allora sì, è giusto, in ogni caso ci stia lontano da questa persona, però non è il caso di ripetere il tampone in maniera Benissimo. così ossessiva, direi. Benissimo, allora grazie professore Antonio Cascio naturalmente per la sua presenza, buon lavoro al Policlinico di Palermo e buon lavoro al professore Filippo Drago che naturalmente insomma è sempre prezioso per quello che riguarda tutto ciò che serve sapere, non solo su questi vaccini, ma ci torneremo, la sensazione è che lo faremo. Grazie professore Drago, grazie a tutti voi per averci seguito, il nostro Focus tornerà domani come sempre alle 14:30.